Sicuro che dobbiamo migliorare tanto, ma stasera è una partita molto dura, valeva doppio, si percepiva che valeva doppio, lo sapevamo bene, e quindi siamo stati molto poco brillanti. A avere nella testa che era una partita chiave della nostra stagione importante, alla fine ce l'ha fatta portare a casa. E sono tre vittorie consecutive in casa per la De Longhi, che davanti al pubblico del Palaverde riesce a dare il meglio e anche a ribaltare una partita iniziata non certo benissimo contro Pesaro. L'avvio di gara fa soffrire sulle tribune, gli uomini di Menetti faticano ad andare a canestro, ben presto TVB si trova sotto di 13 punti, ma non si arrende, riorganizza le idee, minuto dopo minuto, punto dopo punto riesce ad accorciare le distanze. Non nasconde le difficoltà che i suoi hanno avuto in campo, coach Menetti, che però sottolinea come a pesare sulla prestazione ci sia anche l'aspetto psicologico dell'importanza della gara. Erano 2 punti che valevano 4, dice. Alla fine Treviso porta a casa la vittoria per 85-75 che ai fini della classifica generale ha un peso fondamentale per il proseguo del campionato. Archiviato questo successo da martedì è già tempo di pensare alla prossima impegnativa sfida a Bologna contro la capolista Virtus. È una partita molto difficile, ma dovremmo avere il gusto di giocare, credo, in una nuova location, ecco, questo di sicuro, però abbiamo tutta la settimana per pensarci.